Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ci vediamo di presenza. Oggi, venerdì 21 agosto, finalmente piove, finalmente c'è un po' di fresco. Siamo passati dai 37 gradi di ieri ai 18 oggi qui a Milano. Niente, è stata una settimana un po' tosta, diciamo che è da qualche tempo che la situazione è sempre tosta. Niente, con noi dovremmo avere già collegato il co-conduttore, diciamo il padrone di casa che è Mimmo Magnetta, non so se già collegato. Mimmo, ci sei? Niente, non c'è ancora, lo aspettiamo. Dicevamo, è stata una settimana molto particolare e delicata. Voi tutti sapete quello che è accaduto a Prato. C'è Mimmo. Mimmo, ci sei? Niente, non ci sei. Buongiorno, Eccolo. Bonjour ci sono. Mimmo, bonjour. Bonjour Antonio, comment ça va? Ça va très bien. Beato te che Meno sei in male. Francia. Dove ti trovi, Mimmo? Meno male. Trovo ad Antibes, mi trovo ad Antibes, in Costa Azzurra. Ah, E beato te Mimmo, beato te. Mimmo, dicevamo, è stata una settimana un po' particolare, tosta, sì, come abbiam detto, come ho detto prima, è un periodo un po' tosto. Rispetto a quello che è accaduto a Prato, qualcosa di veramente allucinante. Io ringrazio ancora il segretario federale della Lega, nonché il ministro infrastrutture e trasporti e vice premier Matteo Salvini, per l'estrema vicinanza, perché è stato uno dei primi, se non il primo, a postare e a portare vicinanza al collega in servizio a Prato. Ringrazio sempre Matteo Salvini perché, ripeto, la sua è una vicinanza reale, che da anni che è al fianco della Polizia Penitenziaria, Matteo Salvini e la Lega tutta, quindi colgo l'occasione ancora per ringraziarlo. Detto ciò, a Prato è accaduto un qualcosa di veramente allucinante. Però mi dice la regia che abbiamo il nostro ospite, l'ospite della prima parte, che è il nostro segretario regionale per il Triveneto, Andrea Mazzarese. Ciao Andrea. Ciao Antonio, buonasera, buonasera a tutti i radiospettatori. Ci sono Antonio, a vostra disposizione. Perfetto. No, dicevamo quello che è accaduto a Prato, no? Un qualcosa di veramente allucinante. Io ripeto, perché poi l'ho studiata fino in fondo questa cosa. Intanto io sono dalla parte del collega, assolutamente senza se e senza ma, senza ombra di dubbio, perché comunque ha fatto semplicemente il suo dovere. Rispetto a chi ha detto che il detenuto, tra virgolette, perché voglio ricordare che era una persona che ha cercato di introdurre all'interno dell'istituto penitenziario di Prato sostanza stupefacente e oggetti non consentiti, è stato sorpreso dalla polizia penitenziaria, è stato rincorso, è caduto, i colleghi l'hanno arrestato e portato al pronto soccorso per le cure del caso, e questo signore ammanettato ha creato il panico, a parte che ci sono le dichiarazioni anche dei medici e degli infermieri. Ha spaccato tutto quello che c'era da spaccare, ha preso un estintore, veramente ha creato l'impossibile. Tra l'altro si vede dalle immagini, non è che lo devo dire io, basta andare a guardare le immagini, si può capire quello che è accaduto. C'è stato questo parapiglia, c'erano presenti pazienti, medici, infermieri, parenti dei pazienti, quindi secondo me va più detto che è una tentata strage da parte di questo signore che un tentato omicidio del collega che è intervenuto. Poi, ripeto, da quello che si vede dalle immagini, allora io faccio una premessa: piena fiducia nella magistratura, negli organi inquirenti, attenzione, quindi questo è fondamentale alla base. Ma detto ciò, si vede sullo sfondo, dove lì vicino all'ambulanza, per chi ha visto le immagini, che siamo fuori, perché quello è un pannello che si alza appena ci si avvicina con la fotocellula, perché da lì escono le ambulanze, quindi non è proprio una stanza chiusa. E poi io credo che l'intervento sia stato necessario semplicemente per evitare che questo signore continuasse a fare il bello e il cattivo tempo e a mettere a repentaglio comunque la vita delle persone presenti in quel momento presso il pronto soccorso del nosocomio di Prato. Andrea.
Sì, Antonio, ci sono. Se mi date la possibilità, ecco, come ci siamo detti, sostanzialmente rendevo partecipe un po' i nostri radioascoltatori sull'altro episodio, non so se tu l'hai anticipato. No, ancora no, proprio... ci stavo arrivando. Ecco. Però volevo un tuo pensiero su Prato e poi apriamo anche sul caso Pordenone, perché io intanto ti ringrazio, ma Andrea a breve va a prendere servizio perché bisogna lavorare, non come Mimmo che sta in ferie, quasi lavora. Vai Andrea. Antonio, che dirti, assolutamente, anche come segretario regionale del Triveneto siamo vicini, voglio dire, ai colleghi, al collega, perché credo che lì alla fine ad essere indagato soltanto uno dei due colleghi, quello che ha fatto partire il colpo della pistola. Siamo vicini a loro. Sostanzialmente oggi ci sembra che si va a cercare sempre il capo espiatorio per ogni episodio di questo tipo che accade, e il capo espiatorio si va a trovare sempre nel poliziotto penitenziario. Cioè sostanzialmente bisogna farsi veramente il segno della croce uno quando va a lavorare, perché qualsiasi cosa succede ha dei problemi. L'iscrizione sul registro degli indagati, se il detenuto scappa, fugge, e che si deve accertare, si deve verificare, per carità, è previsto che l'autorità giudiziaria faccia questo. Il detenuto non scappa perché la polizia penitenziaria interviene, il registro, l'iscrizione sul registro degli indagati avviene lo stesso sempre sempre per il poliziotto penitenziario. Cioè, oggi veramente i poliziotti penitenziari non sanno più come fai sbagli, Andrea, il rischio è concreto e come fai sbagli, quindi ecco, allora si deve fare il segno della croce, dice sto qua è una roulette russa, sto andando a lavorare, speriamo che non succeda a me. Forse è questo quello che bisogna fare. Cioè, forse non si riesce a capire, Antonio, che o i nostri o le persone, non so, alcune almeno non riescono a capire che dentro un carcere c'è tanta violenza. Le persone che sono detenute sono, tanti di loro, non tutti, sono violenti, sono persone violente. E allora cercare di frenare con il buonismo, con il dialogo, con il confronto, con la civiltà che ci deve essere sempre, per carità, e questo qua prima del mente, questo tipo di attività bisogna sempre attuarle, ma non è sufficiente, non è sufficiente. Cioè il detenuto non si fa scrupoli a schiacciarti, a colpirti, purché fugge. È nella sua indole. Ora, nonostante l'attività, voglio dire, che si deve mettere in campo per quanto riguarda la polizia penitenziaria, deve essere tesa alla rieducazione, al reinserimento sociale. Purtroppo oggi questo all'interno delle carceri non si sta respirando, o almeno non si sta respirando per una fetta sempre più grossa di detenuti. Non se ne fregano completamente niente di essere rieducati, di essere reinseriti. Allora, se dall'altra parte non c'è questa predisposizione, non c'è questa volontà alla rieducazione, al reinserimento, non si può fare né rieducazione né reinserimento. Dall'altra parte oggi c'è soltanto prepotenza, arroganza e violenza. Ripeto, per una parte sempre più cospicua della popolazione detenuta. Fortunatamente non tutti, c'è una parte chiaramente che vuole espiare la sua pena, partecipa alle attività, voglio dire, trattamentali, di inserimento e quant'altro. Però oggi rispetto al passato si respira molta più violenza che i detenuti manifestano tra di loro, violenza che manifestano purtroppo anche verso i poliziotti penitenziari, con fenomeni di aggressione. Ad esempio alla casa circondariale di Trento, dove io lavoro come poliziotto penitenziario, credo che quest'anno abbiamo raggiunto l'apice degli episodi di aggressione all'indirizzo dei poliziotti penitenziari, soprattutto nel corso dell'estate. C'è stato un periodo nel mese di luglio che sostanzialmente cambiavano i nomi dei protagonisti come i colleghi che andavano al pronto soccorso e i nomi dei detenuti che sostanzialmente erano promotori o gli artefici, coloro comunque che eseguivano questa aggressione all'indirizzo dei poliziotti penitenziari. Assolutamente. Cercare di mettere in atto delle azioni che in un modo o in un altro riconducano effettivamente i detenuti in una posizione che loro sono in carcere per espiare una pena. La violenza la devono tenere a bada, la devono tenere a freno. Assolutamente. Io purtroppo
No, Andrea, infatti ti ho interrotto perché volevo intanto aprire anche quest'altro argomento, visto che si tratta del tuo provveditorato, ed è la questione di Pordenone, che non tutti sanno. Praticamente la Procura di Pordenone ha iscritto 5 agenti della Polizia Penitenziaria nel registro degli indagati per cooperazione in omicidio colposo omissivo, in relazione alla morte di un detenuto egiziano di 19 anni, deceduto il 18 agosto all'ospedale cittadino dopo aver appiccato un incendio al materasso della propria cella nella casa circondariale. Allora, cosa accade? Accade che un detenuto incendia un materasso, si barrica in cella. I colleghi fanno l'impossibile per tirarlo fuori dalla cella, quindi in teoria lo salvano, no? In quel momento lo portano in ospedale. Lì il detenuto è deceduto e udite, udite, sono indagati 5 colleghi per questa storia qui che, ripeto, io l'ho detto prima e lo ribadisco per evitare strumentalizzazione ed altro, massima fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti, però ragazzi, questo deve far riflettere, cioè tu stai facendo il tuo lavoro, noi nel quotidiano lavoriamo con persone che comunque per me non dovrebbero stare in carcere, perché comunque con seri problemi psichiatrici, persone non avvezze al rispetto delle regole, persone che non rispettano le nostre leggi, i nostri regolamenti, non rispettano l'istituzione, non rispettano la divisa, non la riconoscono. Signori miei, che bisogna fare? A Prato come bisognava agire? Con la pistola d'acqua? Non penso. Qui in questo caso a Pordenone, ma più di entrare in cella dopo che un detenuto si barrica e dà fuoco al materasso, che altro devono fare i miei colleghi? Ma veramente io non riesco a darmi una risposta da qualche giorno, ma assolutamente è stato fatto tutto nel rispetto delle regole, tutto. Non riesco a capire che poi, leggendo questa notizia, il procuratore precisa che si tratta di un atto dovuto. Ma un atto dovuto mi scusi, con tutto il rispetto, un atto dovuto a chi? Ma io credo che, in primis a chi indossa una divisa e chi rischia la vita nel quotidiano tutto il giorno, l'unico atto dovuto per quanto mi riguarda è il rispetto. Punto. Poi non c'è altro. Comunque piena vicinanza e solidarietà ai colleghi di Pordenone, assolutamente, dalla loro parte tutta la vita, perché chi ha lavorato negli studi Piena sa cosa significa lavorare a volte in certe giungle, perché a volte, credetemi, dei reparti son veramente delle giungle. Andrea, ti do la parola perché so che devi scappare. Sì, sì, proprio veramente 2 minuti e poi devo lasciarvi. Antonio, io ho avuto il piacere, diciamo così, di sentire e dare supporto, voglio dire, a uno dei 5 poliziotti penitenziari di Pordenone che si trovano indagati per questo episodio perché quella sera erano di servizio. Io l'ho sentito 2 giorni fa, non sapeva chiaramente lui di essere indagato. Il poliziotto penitenziario era devastato. Non so quante volte mi ha detto: Andrea, più di così non potevamo fare. Più di così non potevamo fare. Si era barricato nel bagno della sua stanza di pernottamento e almeno da quello che ho capito io, compreso così, ed era impossibile accedervi. I fumi erano neri, non si vedeva completamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per estrarlo quanto prima. Abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Si metteva a piangere in più occasioni durante la conversazione. Si vedeva che era devastato perché comunque mi diceva: trattasi di un 19enne, per quanto ne ha combinati di tutti i colori all'interno dell'istituto, per quanto quella sera lui con quello che ha fatto, voglio dire, veramente ha cercato la morte, però è sempre un 19enne e quindi è chiaro che siamo devastati. Ecco. Vabbè, assolutamente, il rispetto per l'essere umano, e ci mancherebbe altro qua. Ecco. Però non vedo il perché, se una persona si è procurato da solo la morte, ripeto, spiace, è un essere umano, perché tu sai bene che tutti noi, tutta la polizia penitenziaria è consapevole di lavorare con persone prive della libertà e non certamente della dignità. Io questo lo ripeto e lo sottolineo in continuazione. Spiace umanamente, però non vedo perché bisogna dare la responsabilità o indagare persone che hanno fatto semplicemente il loro dovere, perché questi tipi di interventi li vediamo in tutti gli studi dello Stivale, un giorno sì e un giorno pure. Quindi non è che allora sarebbe da indagare tutto il corpo di polizia penitenziaria che lavora all'interno degli studi penitenziari, secondo me, perché se la visione è questa, purtroppo è così. Antonio, perdonami, io direi
perché ogni volta bisogna cercare sempre il capo espiatorio nella polizia penitenziaria? Perché ho questa impressione, per carità, i giudici, l'autorità giudiziaria faccia il loro corso, nessuno vuole che non vengano fatti gli accertamenti, nessuno vuole eludere gli accertamenti. Ma assolutamente. Sono di competenza dell'autorità giudiziaria, come l'ha detto già più di un'occasione tu, lo voglio ribadire pure io, ma bisogna cambiare un pochettino le situazioni, perché così è inaccettabile. Finire sul registro degli indagati, io ti dico, col poliziotto con cui ho parlato io, abbiamo parlato, no? Dico, ho cercato di rincuorarlo, lui mi ha detto guarda, l'anno prossimo devo andare in pensione, sono arrivato proprio alla fine. Non è una cosa che mi toglierò dalla mente tanto facilmente, vedere questa persona, questo detenuto che è venuto a mancare. Ancora non sapeva, ripeto, che lui sarebbe finito sul registro degli indagati. Poveretto, sostanzialmente adesso quest'altra batosta. Certo. Quindi lui è un altro capo espiatorio, lì dovrà andarsi a procurare il denaro per pagarsi le spese legali, le consulenze. No, aspetta, però Andrea, fortunatamente questo va riconosciuto a questo governo su proposta della Lega. Adesso c'è comunque con il DL sicurezza, comunque le spese legali all'inizio vanno sostenute da parte dell'amministrazione e solo nel caso di condanna vanno restituite. Quindi fortunatamente, ripeto, grazie al governo con una proposta della Lega, almeno questo si riesce ad evitare. Quindi ovvio, noi piena assoluta vicinanza ai colleghi tutti, ai 5 di Pordenone e al collega di Prato, ma mi sento di dire tranquillamente piena vicinanza a tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché comunque ultimamente siamo un corpo un po' martoriato. Io credo che meritano rispetto i tanti colleghi come te, d'altronde, come Federico, che oggi non c'è, che lavorano in prima linea nel quotidiano per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. E in risposta a cosa accade? Accade che poi ti ritrovi qualche sorpresina, indagato a destra e manca. Mimmo, volevo un tuo pensiero. Io volevo appunto intervenire, però penso che siamo alla pausa pubblicitaria. Non lo so, aspetto Sveva. Glielo dobbiamo ricordare. Ancora, no, vai. No, ho detto vai. Tra 5 minuti. Io sia ad Andrea che a te volevo porre questa domanda, a te in particolar modo, visto appunto i ruoli che tu ricopri sia nella Lega che anche al Ministero, no? Ma non era stata approvata una legge per cui noi hanno fatto un decreto per cui praticamente nessuno più appartenente alle forze dell'ordine avrebbe dovuto essere indagato, o nel frattempo si è persa per strada? Se può darsi che in questi 15 giorni che io sono via dall'Italia può darsi che qualcosa non sia cambiato, ma avevo letto da qualche parte che non ci sarebbero più stati avvisi di garanzia per nessuno, perché quando uno espleta un servizio come il vostro non ci deve essere questa cosa. Ho capito male io? No, assolutamente c'è la norma, ho capito alla norma che ti riferisci tu, è il modello 45 bis, è il nuovo registro introdotto dal decreto sicurezza, ma qui andava per me assolutamente usato per il collega di Prato. Disconosco gli atti e i fatti rispetto a quanto accaduto a Pordenone, ma poi ripeto, sempre a discrezione del giudice. Detto ciò, Mimmo, questo è un qualcosa che noi abbiamo denunciato, io l'ho scritto, ho fatto anche un comunicato stampa come capo dipartimento carcere e polizia penitenziaria della Lega. Andava riconosciuto assolutamente per il collega di Prato, perché c'è una norma, ripeto, voluta dalla Lega, anche questa, che sarebbe il famoso scudo penale, che non è altro che invece di iscriverti nel normale registro degli indagati viene annotato il tutto sul modello 45 bis. Però questo non è stato fatto a Prato e questo non è stato fatto a Pordenone, quindi poi i giudici ci diranno il perché. Certamente non lo posso dire io, perché ripeto, è la magistratura che fa il proprio lavoro e quindi la magistratura che poi renderà adotto la motivazione il perché non è stato applicato noi viviamo in un paese in cui tanti magistrati si arrogano il diritto addirittura di mettere a processo un ministro. Però appunto questa è una tarantella che dovrebbe finire. Andrea, tu cosa ne pensi prima che
Andrea è appena caduto la linea, Sveva sta riprovando a richiamarlo. Io credo che comunque è una norma ottima, ripeto e ribadisco, voluta assolutamente dalla Lega, però in questi due casi qua non è stata applicata. In altri casi, vedi la questione di Bologna, è stata applicata. Quindi c'è Andrea, eccomi Andrea. Mimmo ti aveva fatto una domanda? Tu cosa ne pensi? Mi sembra che Mimmo parlava della questione dello scudo fiscale, dello scudo penale, giusto? Sì. Il cosiddetto scudo penale. Quello che posso dire io, Mimmo, noi siamo a conoscenza che effettivamente una delle novità dell'ultimo DL sicurezza è quella la previsione dello scudo penale. Diciamo, le modalità di applicazione, ora Antonio diceva che è sempre a discrezione del giudice. Ora, esattamente le modalità di applicazione non le conosciamo ancora, è una novità. Auspichiamo che effettivamente sia risolutivo e faccia sì che ogni volta subito si vada a puntare il dito sul poliziotto di turno, sul carabiniere di turno, ecco qua parlo pure per le altre forze di polizia, e venga in automatico iscritto sul registro degli indagati come con la classica dicitura trattasi di un atto dovuto. Trattasi di un atto dovuto non deve essere un atto dovuto. L'autorità giudiziaria faccia il suo corso, faccia le verifiche, faccia gli accertamenti, nessuno vuole eludere, diciamo, questo tipo di attività. Però una tutela per il poliziotto penitenziario per lavorare serenamente, questa sì. L'anticipo delle spese, sappiamo che è previsto un anticipo delle spese, vogliamo auspicare che non ci sia di mezzo una burocrazia, che questo anticipo spese avvenga dopo mesi o dopo anni. È chiaro che se una persona si ritrova adesso a essere iscritta sul registro degli indagati perché l'attività dell'autorità giudiziaria questo ha previsto, nell'immediatezza, voglio dire, che possa essere qualche giorno, non di certo mesi o anni, il poliziotto entri in possesso, una volta che fornisca la documentazione, voglio dire, per quanto riguarda le spese legali che dovrà sostenere, che gli venga corrisposta la somma, l'importo, senza trovarsi guadagnando poco più di 1.500 euro, senza ritrovarsi pure a dover anticipare lui queste spese. Questo è l'auspicio. Poi Antonio, io come tu sai purtroppo devi andare a lavorare. La conversazione devo andare a lavorare. Grazie Andrea, perdonami, oggi siamo partiti un attimo più in ritardo, ecco perché. Nessun problema, anche io esprimo grande vicinanza sia ai due colleghi, in particolare a quell'indagato di Prato, e sia ai nostri cari colleghi dell'ACC di Pordenone, località diciamo che è nella competenza proprio mia come segretario regionale. Alcuni di loro li conosco e gli mando un caro abbraccio e gli dico semplicemente di tenere duro, perché sono certo, ecco, che loro non hanno nessuna responsabilità. Devono soltanto pazientare un attimino che tutto venga chiarito. E comunque come SINAP noi ci siamo affinché, voglio dire, venga rispettata la legge, e se la legge oggi prevede questo anticipo delle spese legali, devono saltare fuori queste. No, quello sì, ma quello ti viene riconosciuto dall'amministrazione. Un'altra cosa, quello che parlavamo prima dall'articolo 12 del nuovo DL sicurezza, che ne parleremo tra un po' perché dobbiamo andare in pubblicità. Quindi Andrea, io ne approfitto, ti saluto, ci sentiremo presto, buon lavoro. Mimmo, andiamo in pubblicità e abbiamo un altro ospite in linea. Grazie Andrea. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccoci tornati in diretta, sempre qui da via Bellerio, 18 gradi, freschetto e pioggia. Abbiamo collegato da Nizza, è beato lui, ma lui ormai gira il mondo perché non ne vuole più sapere di lavorare. Il nostro co-conduttore, anzi, altro che co-conduttore, padrone di casa sempre in ferie, così l'ho memorizzato io sul cellulare, Mimmo Magnetta. Ambulante, Antonio, io sono un sindacalista ambulante. Appunto, ambulante. Con noi abbiamo un altro ospite, un mio caro amico, nonché un amico di Radio Libertà, ma anche di Mimmo, perché ormai è ospite quasi fisso, ma io lo chiamo perché è persona altamente competente. Quindi abbiamo Pasquale Gallo, il segretario nazionale del SINAP. Ciao Pasquale, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a te Antonio e un abbraccio anche a Mimmo. Mimmo a Nizza. A tutti gli amici di Radio Libertà. Mimmo a Nizza in ferie, Pasquale, altro che mica qui. Bene, mica qui in Bellerio con 18 cosa. gradi e pioggia. Niente Pasquale, parlavamo della questione accaduta a Prato e dell'altra questione accaduta poi a Pordenone. Però siamo andati in pubblicità, ci tenevo a leggere quello che prevede l'articolo 12 del decreto che introduce il nuovo comma dell'articolo 335 che riguarda la questione dell'iscrizione non sul registro degli indagati, ma su un altro registro apposta. E dice che comunque il nome dell'autore di un fatto che appare evidente essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione non sia più iscritto automaticamente nel registro esistenti, ma annotato in un modello ad hoc, all'interno del quale è oggetto non di iscrizione, ma di un'annotazione preliminare. E quindi a me va di sottolineare il fatto di essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Parlando del collega di Prato, più giustificazione di quella, il detenuto stava comminando la qualsiasi, ha messo a repentaglio comunque la sicurezza di tutte le persone presenti nel reparto. Quindi poteva ancora continuare a fare danni e poteva scappare, perché ribadisco, la stanza non era chiusa, ma la stanza aveva non so come si chiama, il telo, quella cosa che tu passi davanti alla fotocellula e si alza dove vi è l'accesso delle autoambulanze. Quindi più cioè, secondo me più causa di giustificazione di questa. Pasquale, che ne pensi? Infatti condivido pienamente la tua valutazione. Qui siamo in presenza di un evidente caso di giustificazione, ma a mio avviso, ma come ascoltavo anche dall'avvocato del collega, dell'agente, perché qui c'erano problemi di ordine, di garantire l'ordine pubblico in un ospedale per evitare quella che sarebbe stata un'ulteriore ennesima evasione da un ospedale, perché ricordiamo che nel giro di 2 mesi c'erano già state 5 evasioni in altre città, ricordiamo quella di Torino, di Vicenza, di Milano, di Pescara, di Bolzano, e questa sarebbe stata la sesta nel giro di 2 mesi. Quindi gli agenti, a mio avviso, hanno operato nel modo corretto, cioè a mio avviso, anzi andrebbero premiati per quello che hanno fatto, perché comunque non si è verificato il peggio, il soggetto è stato ferito, è stato comunque riassicurato alla legge. Il problema è che ci troviamo davanti a un grosso problema da parte degli agenti, che non sanno più cosa fare, perché se agiscono rischiano di essere messi sotto procedimento penale, se non agiscono rischiano di essere messi sotto procedimento penale per un comportamento omissivo. Quindi ci troviamo veramente ad un punto in cui le forze dell'ordine in generale, parlo non solo di agenti di polizia penitenziaria, ma gli operatori della sicurezza, non sanno più cosa fare. Questo è un grandissimo problema, perché si rischia di andare in confusione nei momenti in cui già l'adrenalina è alta e già non sai come comportarti. Tra l'altro c'era stato questa modifica della legislativa di cui tu avevi parlato, che in un certo senso tutelava gli operatori delle forze dell'ordine, perché in presenza di cause di giustificazione gli dava la possibilità di non essere iscritto nel registro dei reati, ma sembra che anche questa norma venga applicata a singhiozzo.
E No, diciamo che nei casi della polizia penitenziaria non è stata applicata né a Prato né tantomeno a Pordenone. E che secondo me, ma è un mio semplice pensiero, ripeto, massima fiducia negli organi inquirenti e nella magistratura, ma secondo me ci stava tutto, assolutamente, perché più cause giustificazione di quella, ragazzi, non, io quando leggo atto dovuto, altro, come ho detto prima, lo ribadisco, l'unico atto dovuto secondo me è un atto di rispetto verso tutte le forze di polizia, nel nostro caso è la polizia penitenziaria, basta. Il resto, quando leggo atto dovuto, mi viene un po' di nausea o gastrite. Mimmo. Io devo dire una cosa, volevo fare una battuta prima quando c'era Andrea Mazzarrese, perché lui all'inizio trasmissione aveva detto noi andiamo a lavorare e non sappiamo se riusciamo a tornare a casa integri, no? Sì. Io penso che dovreste aggiungere un ulteriore motto. Speriamo che quando finisco il servizio non torno a casa processato, perché Beh, sì. ormai voi, come tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine, che correte questo serio rischio. Ripeto, forse questo perché appunto mancano proprio precise linee guida in quelle che sono le modalità di risposta a ogni situazione. È pur vero che è stata una cosa sancita da Ginevra, che il prigioniero ha il diritto di fuggire, però è altrettanto vero che chi lo custodisce o chi lo ha appunto in custodia ha il dovere appunto di bloccarlo. Come fate a bloccarlo? Con le freccette, perché appunto, bussolotti? uno, se il detenuto fosse evaso, il collega rispondeva per l'evasione del detenuto. Ha fatto di tutto affinché il detenuto non evadesse, è indagato addirittura per omicidio volontario. Cioè, ragazzi, veramente come si deve comportare un poliziotto in quel caso? Dai, E poi una cosa che già ho, diciamo, accennato in passato, Antonio, sì. Una cosa di cui già avevo accennato in passato, voi altri appartenenti alle forze dell'ordine, ogni volta che venite denunciati, venite iscritti per in un procedimento giudiziario, in pratica avete la carriera bloccata una volta era così, per almeno 5 anni avevate la carriera bloccata. Cioè, questi giudici che appunto prendono e scrivono tutti come atto dovuto, la conoscono questa particolarità? Cioè praticamente ognuno di voi, ogni appartenente alle forze dell'ordine che fa il suo dovere, appunto se fa il suo dovere appunto e viene iscritto, pur facendo il suo dovere e viene iscritto appunto come indagato, di fatto si ritrova con la carriera bloccata, si ritrova con note di demerito. Le sanno queste persone queste cose, eppure la legge l'hanno studiata, perché se sono magistrati o procuratori della Repubblica si sono laureati come minimo in giurisprudenza, cioè queste particolarità le conoscono e sanno anche che appunto queste particolarità che vi colpiscono tutti indistintamente da o polizia penitenziaria o di Stato, carabinieri e finanza, cioè lo sanno che praticamente queste persone sono padri di famiglia, sono figli di mamma, sono papà e praticamente si ritrovano in questa maniera crocifissi. Se ne rendono conto queste persone o no? Oppure, dato che loro sono magistrati, tanto loro qualsiasi cosa facciano non pagano mai dazio, Mimmo, allora ci sono delle dichiarazioni che nessuno... loro hanno questo... Sì, prego. Scusami. No, ti ho interrotto perché... Prego, Antonio. Ci sono, poi faccio intervenire Pasquale, ci sono delle dichiarazioni che nessuno ha reso noto, ma io le sto guardando adesso dalla Nazione, ed è il racconto di un medico che era lì presente dietro al bancone e dice, praticamente il poliziotto era stato preso brutalmente a pugni fino a un secondo prima, dopo quello che aveva comunque sparato l'estintore dentro il triage. Quindi, voglio dire, immaginate la scena, ma a parte basta guardare le immagini. Ci ha salvato completamente la vita. E dice il medico ancora: ha fatto solo il suo dovere. È una vergogna l'indicazione del medico del pronto soccorso. Quel poveraccio rischia di perdere il lavoro e forse fare pure la galera, e forse farsi pure la galera per averci difeso, per averci tutelato e salvato la vita. Non dovrebbe essere nemmeno indagato, ha fatto solo il suo dovere. Quel criminale, dice il medico,
Era agitato, aggressivo e pericoloso e l'ha immobilizzato dopo numerosi tentativi, provocandogli una ferita minima, peraltro, onore e rispetto per la polizia. E lo dichiara un medico che era presente lì in quel momento, non un collega nostro o un nostro superiore o qualcuno che è di parte o altro, ma una semplice persona che stava svolgendo il proprio dovere in quel momento al pronto soccorso di Prato. Questo deve far riflettere, cioè, ma le persone tutte, io ho visto un'indignazione sui social veramente allucinante, e questo mi fa piacere perché forse la gente si inizia a svegliarsi. Pasquale. No, ma infatti, senza considerare l'aspetto psicologico che incombe sulla gente, sul giovane agente, per una gogna mediatica, al di là del procedimento penale, delle spese processuali che dovrà affrontare, dell'avvocato che dovrà nominare, la gogna mediatica e l'aspetto psicologico a quale va incontro questa gente. Non solo, che esempio diamo a un altro detenuto ricondotto in un ospedale che a quel punto sa di poter tranquillamente tentare di evadere, tanto male che vada indagano la gente. Cioè quello che più mi preoccupa è che si sta mettendo sotto riflettori l'attentato omicidio della gente, non la tentata evasione del detenuto. Siamo arrivati al paradosso, si è capovolta quella che è la legalità. Un agente che fa il suo dovere indagato per tentato omicidio, tentato non lesioni, tentato omicidio. Il tentato omicidio è colui che deliberatamente cerca di ammazzare una persona. Veramente io sono allibito da questo andazzo, senza poi considerare i problemi strutturali, al di là della magistratura che per carità farà il suo corso e verranno, sicuramente verrà sancita quella che è la verità, ma ci sono problemi comunque strutturali che a mio avviso vanno affrontati in questi casi, quali quello che diciamo sempre, Antonio, quello di dotare del taser. Quello è fondamentale, questa è una campagna che farò io, Pasquale, da qui fino a che non si chiude la legislatura. Perché soprattutto in questi casi sarebbe stato veramente utilissimo. Carenza di organico di cui ne parliamo sempre, non far uscire sotto scorta gli agenti quando portano, che poi queste visite, al di là di quello che è successo adesso al pronto soccorso, ma di queste visite ospedaliere dei detenuti ce ne sono decine e decine ogni giorno in ogni nucleo delle città italiane. E anche su questo, Pasquale, perdonami se ti interrompo, anche su questo bisognerebbe fare una riflessione e rivederle, perché comunque ultimamente ne sono veramente tantissime, spesso anche inutili, e i detenuti ne approfittano e cercano di evadere, perché voglio ricordare quello che è accaduto al Milano San Vittore qualche tempo fa, dove il nostro caro collega Carmine De Rosa ha rischiato la vita ed è stato in coma per un bel po' di mesi, cioè, conosciamo la vicenda. Quindi questo fa riflettere, bisogna rivederla, perché oggi troppo facilmente i medici che lavorano all'interno delle carceri chiedono la visita ospedaliera e non va bene perché comunque ogni volta che esce un detenuto si mette un a repentaglio alla sicurezza. È una cosa che va rivista, quindi secondo me dovrebbero assumersi un po' di responsabilità in più. Pasquale, volevo aggiungere un'altra cosa, perché comunque, ripeto, sono dichiarazioni fatte da persone che nulla hanno a che vedere con il nostro mondo, con le forze di polizia e quindi nel nostro caso con la polizia penitenziaria. Chi parla è il direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Prato, Simone Magazzini, e dice: il detenuto sarebbe potuto scappare. Le porte si aprono con la fotocellula ed erano quelle famose porte che vi dicevo io prima, dove vi è l'accesso dell'ambulanza. O entra qualcuno. Bravissimo. Della porta. Sì, quelle porte che sono davanti ai pronti soccorsi di ogni città. Appunto, quindi lo dichiara il direttore dell'ospedale, non un appartenente al corpo o altro, e lo ripeto, dice: il detenuto sarebbe potuto scappare, le porte si aprono con fotocellula. Ed è un'intervista col TG Rai Toscana, quindi invito a tutti coloro che ci stanno ascoltando, se sono curiosi, basta andare sul sito della Rai Toscana e rivedete tranquillamente l'intervento del collega con sotto le dichiarazioni del direttore. Questo per fare ancora più luce, no, rispetto a quello che si è detto prima, perché ho letto di stanza chiusa, che lo potevano fermare. Poi quando sono da quest'altra parte siamo tutti bravi, no, io non l'avrei fatto, io non avrei sparato, io non avrei fatto questo, io avrei fatto in questo modo, in quell'altro, ma queste sono situazioni che le devi vivere.
Da fuori non puoi giudicare assolutamente, ma queste è come le tante situazioni che accadono nel quotidiano negli studi penitenziari. Da fuori siamo tutti bravi, siamo tutti leoni da tastiera, ma tu quel momento lo devi vivere per capire. E magari oggi seduto qui io alla radio, io non avrei sparato, ma magari in quel momento avrei fatto la stessa cosa. Perciò io sono dalla parte, assolutamente dalla parte del mio collega, e non per senso di appartenenza, lo sapete tutti, il fortissimo senso di appartenenza verso il mio corpo, ma proprio per una questione di onestà. Cioè, ma io, tante persone che non fanno il nostro lavoro hanno espresso solidarietà dicendo: ma effettivamente come doveva fare, cosa doveva fare. Pasquale. Sì, è effettivamente una cosa che lascia davvero l'amaro in bocca. Adesso queste dichiarazioni del direttore dell'ospedale, quindi di una fonte autorevole che praticamente mette in chiaro quello di cui qualcuno ancora fino ad oggi dubitava, che effettivamente le vie di fuga c'erano, il detenuto sarebbe potuto scappare tranquillamente. Comunque ci trovavamo all'interno di un pronto soccorso, dove comunque ci poteva essere l'accesso di altre persone, si avrebbe potuto sequestrare qualcuno. Insomma, in queste situazioni la gente deve fare il possibile, perché ricordiamo, non si trova in un luogo protetto quale il carcere, ma si trova all'esterno, in un luogo aperto al pubblico, dove le conseguenze ben più gravi potevano essere scaturite dall'evasione del detenuto e dallo scatenare disordine pubblico. Quindi ritengo assolutamente che queste dichiarazioni del direttore facciano ancora di più chiarezza su una situazione che effettivamente, obiettivamente, non perché per difendere il corpo, ci lascia un po' perplessi, ci lascia veramente perplessi, perché da oggi tutti i colleghi e tutti gli operatori delle forze dell'ordine che si trovano a gestire un caso simile non sapranno come comportarsi. E questo è grave, a mio avviso. Questo è grave perché un operatore deve avere la sicurezza, deve avere precise regole di ingaggio, deve sapere come muoversi in qualsiasi situazione. E credo che in questo momento c'è troppa confusione e debba essere fatta chiarezza per il bene di tutti, per il bene delle forze dell'ordine, ma per il bene dei cittadini che comunque negli ospedali vanno per curarsi e non per assistere a delle scene del genere. Sì, no, volevo volevo ricordare che, come ho detto prima, la prima persona in assoluto che ha postato la notizia assolutamente si è dimostrato dalla parte della gente, quindi dalla nostra parte, ma come sempre da anni, è il vice premier e ministro infrastrutture e trasporti, nonché segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che nel primo post scriveva: totale sostegno alla gente di Prato, altro che tentato omicidio, ha semplicemente fatto il suo lavoro, fermato un pericoloso delinquente, peraltro già dimesso dall'ospedale, e protetto la sicurezza di decine di cittadini per bene. Quindi questo, voglio dire, è pura verità. Poi ribadisce ancora: altro che tentato omicidio, onore e rispetto per gli agenti che hanno fatto il loro dovere e hanno fermato un criminale. Mimmo. Vabbè. Allora penso che sarà a te, come vice segretario, anzi come segretario nazionale aggiunto del SINAP, di proporre queste persone a degli encomi per rendere giustizia, insomma. Considerata anche la tua vicinanza col sottosegretario Stellari, penso che prima ancora della risposta della magistratura, che forse non c'era nemmeno bisogno di aspettare le dichiarazioni del direttore sanitario dell'ospedale, sarebbe stato sufficiente che il pubblico ministero che si occupa di questa faccenda avesse fatto una visita al pronto soccorso dell'ospedale di Prato per capire come erano andate le cose e appunto e non partire in quarta con avvisi di garanzia o cose del genere. Insomma, penso, ecco, che poi tu dovrai proporre appunto queste persone, sia quelli di i vostri colleghi di Prato che anche quegli altri di Pordenone, per degli encomi, che anche i vostri colleghi di Prato, che hanno fatto di tutto per liberare dalla camera di pernottamento il giovane 19enne che poi è morto, anche loro dovrebbero. Abbiamo perso Mimmo. Sì, comunque il senso del discorso di Mimmo era abbastanza comprensibile. Veramente. Eccoci. Mimmo, ci senti? Sì. Ok. Sì, io sì, vi sento. Adesso sì, ti sentiamo. Dovresti proporre un encomio per questo. Sì, no, questo l'avevamo capito. Sì.
i vostri colleghi sia di Pordenone che anche e soprattutto per quello di Prato. Assolutamente È sì. veramente una cosa. No, ma questo verrà fatto sicuramente. Io colgo l'occasione per ribadire quello che ho detto prima. Fino all'ultimo secondo di questa legislatura bisogna insistere perché la polizia penitenziaria ha bisogno del taser, perché per tutti voi che andate a rivedere le immagini, immaginatevi che il poliziotto, invece di ritrovarsi a mani nude, perché a mani nude, lasciamo perdere la pistola, avesse avuto con sé il taser, la questione sarebbe stata risolta in 5 minuti. Quindi bisogna insistere, battersi affinché venga dato in dotazione il taser, perché è fondamentale. Tra l'altro per me, come ho già detto altre volte, è assolutamente un deterrente, perché quando dall'altra parte sanno che tu sei in possesso di questo strumento, certamente prima di fare cavolate ci pensano 3, 4, 5, 10 volte. Quindi su questo bisogna battersi e ripeto, fino all'ultimo giorno di legislatura e cercare di portarsi a casa questa soluzione, che sarebbe veramente una soluzione ottima. Quindi detto ciò, ci tengo a fare alcune precisazioni, visto che magari uno può sembrare troppo di parte. Come dicevo prima e lo dico sempre, tutti i miei colleghi, quindi tutti gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, sanno che nel quotidiano lavorano con persone prive della libertà e non della dignità. Quindi quando leggo in giro certi commenti o post, mi viene veramente mi ritorna la gastrite, perché non conoscono fondamentalmente i nostri colleghi e non conoscono realmente quello che fanno nel quotidiano tutti quei ragazzi che lavorano in prima linea. Io sono orgoglioso di appartenere e di rappresentarli, perché comunque il nostro corpo è veramente, come dico sempre, un corpo di serie A e non siamo secondi a nessuno. Pasquale. Sì, sentivo le tue parole attentamente, Antonio, come si fa a non essere d'accordo? Non si tratta di difendere il nostro corpo, si tratta di essere obiettivi. Noi veramente siamo obiettivi. Siamo operatori delle forze dell'ordine, dobbiamo garantire l'ordine e la sicurezza negli istituti, ma anche all'esterno, nel momento in cui trasportiamo un detenuto all'esterno, e devono metterci nelle condizioni di fare nel migliore dei modi il nostro dovere, senza incorrere in alcun rischio. Questo è quello che bisogna fare, cominciando da interventi di carattere strutturale, ripeto. Uno di questi è l'equipaggiamento, il taser di cui parlavi tu, potenziamento degli organici, potenziamento delle strutture sanitarie all'interno degli istituti penitenziari, per evitare che troppo spesso escano detenuti all'esterno per essere sottoposti a visite molto spesso che potrebbero essere fatte anche all'interno degli istituti. E aggiungerei anche che ampliare i reparti detentivi all'interno delle strutture ospedaliere, perché attualmente detenuti ricoverati all'esterno ce ne sono tantissimi, e prevedere anche delle zone di sicurezza all'interno dei pronti soccorso, almeno delle grandi città, perché non ricordiamo che c'è commistione tra detenuti, scorte e personale civile che va negli ospedali per curarsi, e questo è pericolosissimo. L'abbiamo visto l'altro giorno a Prato, no? Che lì poteva veramente accadere altro. Perciò dico, secondo me andava indagato il detenuto, la persona arrestata, ma già detenuto in passato, per procurata strage, cioè voglio dire, per tentata strage più che procurata, tentata strage. Quindi anche questo fa riflettere. Scusatemi, ma oggi ho la voce che va e viene. Scusami Pasquale, continua, ti ho interrotto, ma... Sì, no, avevo completato, e quindi faccio mie le tue parole e speriamo che di questi episodi non se ne verifichino più, e speriamo che vengano presi veramente dei provvedimenti entro la fine di questa legislatura tesi a rafforzare quelli che sono i presidi di sicurezza della nazione. Anche perché, Pasquale, va detta una cosa importante e fondamentale: la tipologia dei detenuti oggi è completamente cambiata rispetto a qualche anno fa. Oggi noi abbiamo in istituto tantissime persone malate e, come dico sempre io, sono persone che non dovrebbero stare in carcere. Da quando sono stati chiusi gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, purtroppo all'interno delle carceri gli eventi critici si sono triplicati. E questo è il problema, Sì, perché ti trovi all'interno persone che non rispondono, ma
perché sono persone malate e noi appartenenti alla polizia penitenziaria non siamo addestrati per fare i medici, non abbiamo studiato per fare i medici, psicologi o educatori. Noi dobbiamo semplicemente garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti. E possibilmente quando la garantite non dovete finire Indagati. Ecco, ho capito già quello che voleva dire Mimmo. Quindi è su questo che bisogna lavorare, è su questo che bisogna trovare una soluzione. Io ce l'avrei la soluzione. Secondo me bisognerebbe semplicemente prevedere degli istituti dove mettere dentro queste persone e curarle con una massiccia presenza di personale sanitario e con la polizia penitenziaria all'esterno che interviene solo e esclusivamente laddove vi sia la presenza di un evento critico. È l'unico modo. Così tiri via tanti problemi dagli istituti di pena, concentri questa tipologia di detenuti all'interno di una struttura, li curi, ripeto, con una massiccia presenza di personale sanitario e in parte il problema l'hai risolto. Perché voglio ricordare che comunque l'80% degli eventi critici che si verificano all'interno degli istituti penitenziari a verificare so sempre a crearli sono sempre le stesse persone. Sempre le stesse persone che girano in tutti gli istituti della regione, poi vanno fuori regione, si fanno tutti gli istituti e ritornano indietro, ma sono sempre gli stessi. Sto dicendo una cavolata, Pasquale? Sono sempre loro. No, è vero, alla fine ce li ritroviamo dopo che hanno fatto il tour di Ecco, tutti gli istituti della e il regione. problema così non lo Ce li risolvi. ritroviamo di nuovo. Il problema non lo risolvi, ma lo sposti. Invece la soluzione sarebbe quella di risolverlo. Punto. Sì. Per risolvere il problema, secondo me, ripeto, bisognerebbe partire proprio da questo. Circuiti detentivi ad hoc e delle strutture Bravissimo. sanitarie Con una attrezzate massiccia per presenza di personale sanitario, certo. perché queste sono persone che vanno curate. Perché se tu ti confronti con una persona che recepisce quello che tu gli dici, capisce, vabbè, è finita lì. Ma quando ti confronti con una persona che non recepisce, che è così a prescindere, che va semplicemente subito in escandescenza e ti minaccia e ti lancia le lamette e si dà fuoco, entri, lo tiri fuori, lo porti in ospedale, ti muore e viene pure indagato, ma che deve fare il poliziotto penitenziario all'interno dei reparti o ad un pronto soccorso? Che deve fare? Come deve intervenire? Ce lo spiegassero, perché altrimenti non ne usciamo più. E a me non va di dire la colpa è dell'amministrazione, la colpa è della politica, la colpa è di questo e di quell'altro. La colpa è un po' di tutti e un po' di nessuno. Bisogna sedersi a un tavolo, seriamente, un tavolo tecnico di persone competenti, persone che conoscono realmente la galera e conoscono realmente quello che è il quotidiano all'interno degli istituti penitenziari e per il bene di tutti trovare una soluzione seria. Che secondo me, quella che ho detto io prima, potrebbe essere presa in considerazione, perché significherebbe tirare via tutta questa tipologia di detenuti che non sono detenuti normali, ma sono detenuti malati, dai reparti, così metti in condizione anche al collega di alleggerire il carico di lavoro e, perché no, alla restante popolazione detenuta di farsi una carcerazione più tranquilla, e mezzo problema l'hai risolto. Però bisogna sedersi e trovarla la soluzione. E guarda, io sono positivo semplicemente perché so che comunque ai vertici dell'amministrazione, anzi colgo l'occasione per rinnovare gli auguri al dirigente generale Augusto Zaccariello, persona competente, persona che comunque nel quotidiano ci mette l'anima per il nostro corpo. Quindi è un'amministrazione che ha voglia, una politica che assolutamente dalla parte nostra si è visto, perché voglio sempre ricordare le più di 15.000 assunzioni solo nel nostro corpo, a fronte di 6.000 pensionamenti e altre assunzioni ce ne sono in programma, altri concorsi usciranno a breve, poi sono stati comunque fatti concorsi per ispettori, per sottufficiali, per sovrintendenti, assunti funzionari giudici pedagogici, assunzioni dei direttori, ad oggi hai un direttore e un comandante in tutti gli istituti, tanto è stato fatto. Quindi è inutile cercare di addossare responsabilità sempre agli altri. Qua abbiamo tutti quanti lo stesso obiettivo, è quello di cercare di far ritornare il carcere un luogo quantomeno tranquillo. E lo puoi fare solo ed esclusivamente sedendoti
ad un tavolo e progettando, programmando, ma con persone, ripeto, che conoscono realmente quello che accade nel quotidiano nelle carceri italiane, che sia un circondariale, che sia un reclusione, che sia alta sicurezza, tutti seduti lì e insieme per cercarti di dare comunque una soluzione reale. Ben venga il taser, ripeto, questa da Ma io oggi fino penso che siamo all'ultimo secondo di questo governo io sarò lì a rompere le scatole tutti i secondi affinché anche alla polizia penitenziaria, io vi posso dire che comunque sono state già fatte delle proposte, solo che vengono sempre bocciate perché da qualche altra parte ci dicono è pericoloso all'interno perché è un luogo chiuso. Ma perdonatemi un attimo, cosa significa un luogo chiuso? Ah, poi non sai la tipologia, ma se in istituto noi, proprio noi in istituto conosciamo ogni singolo detenuto e la patologia che vive quel singolo detenuto rispetto a chi lavora sul territorio e che disconosce del tutto la persona, quindi vedi, so' tutte scuse e bisogna abbatterle queste scuse, perché per me è fondamentale il taser in dotazione alla polizia penitenziaria, è fondamentale, bisogna battersi contro tutto e tutti, perché con il taser sicuramente la questione di Prato non sarebbe venuta fuori. Il problema lo risolviamo in un altro modo. Se il detenuto avesse fatto mi taccio perché ci sono delle indagini, ripeto, piena fiducia negli organi competenti nella magistratura. Pasquale, che siamo quasi in chiusura. Pasquale e Mimmo. Sì, no, piena fiducia della magistratura, questo sì lo sottolineiamo, penso però è anche che vero che serve la programmazione, la progettualità, prendere atto che c'è un problema, un grosso problema, sia di equipaggiamento del personale, sia di formazione, sia di organici e sia di potenziamento delle strutture carcerarie e soprattutto dal punto di vista sanitario, perché ci sono attualmente dei centri clinici negli istituti penitenziari, ma ci sono centri clinici che non sono attrezzati e quindi un detenuto anche per una semplice radiografia deve uscire fuori in ospedale scortato da almeno 3 agenti, quindi con dispendio di personale, perché poi questi agenti che scortano i detenuti, soprattutto in caso di invio immediato in ospedale, lo sai meglio di me Antonio, viene tolto dalle sezioni, viene tolto dall'interno, quindi si determina un calo vistoso della sicurezza, quindi una problematica di cui si deve prendere a cuore, soprattutto perché, ripeto, negli ultimi 2 mesi ci sono state ben 5 evasioni dagli ospedali, quindi è un problema da non sottovalutare e cercare di risolverlo, far fronte comune a cercare di risolverlo proprio per mettere nelle migliori condizioni gli agenti di espletare il loro dovere. Pasquale, ti ringrazio, lascio la parola a Mimmo. Niente, io lo lascio a te per la consueta chiusura perché ormai abbiamo superato abbondantemente il nostro tempo. Vai, Autorizzati Antonio. però, Anzi, autorizzati da Pasquale Sveva, Gallo. altrimenti non mi sarei mai permesso. Quindi Va bene. L'importante è esserlo perché sennò dopo ci gridano, ci tirano le orecchie. Buona Ringrazio permanenza. Pasquale Gallo per la sua partecipazione. Un saluto, un caro abbraccio a Mimmo. E affido a te la chiusura. Un abbraccio Mimmo, buona permanenza in quel di Nizza e cerca di migliorare il francese perché non ci siamo, Mimmo. Non ci siamo col francese. Ciao Mimmo. Pasquale, grazie ancora, noi ci sentiremo presto perché tu Grazie lo sai, ti voi, stalkerizzo perché io ti voglio, perché la tua competenza per la nostra trasmissione è veramente importante. È Quindi, sempre un piacere stare con gli amici. Un abbraccio grande, ci sentiamo presto. Niente. Come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. È stata oggi una trasmissione abbastanza lunga, però secondo me è una trasmissione importante perché da oggi deve partire la battaglia e che ci dobbiamo portare a casa comunque qualcosa, perché rispetto a ciò che è avvenuto a Prato e a Pordenone intendo. Quindi niente, partiamo da oggi. Ripeto, fino all'ultimo giorno di questa legislatura io starò lì a martellare, a pressare, ma non serve perché comunque chi ha il governo ha più interessi di noi e ci tiene tantissimo come ci teniamo noi. Dobbiamo cercare in tutti i modi
assolutamente in tutti i modi di dotare anche la polizia penitenziaria del taser, perché è fondamentale. Col taser a Trapani, perdonatemi, a Prato, tutto quello che è successo certamente non sarebbe venuto fuori. Va bene, grazie a tutti, grazie a Sveva, alla regia, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie a Gasparino che oggi è venuto con me. Oggi sono stato scortato da Gasparino e da mia figlia Raffaella. Ci sentiamo venerdì prossimo. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP e buona serata a tutti. Avete ascoltato